Il dottor Madeschi ha incontrato nella sua consueta rubrica 3 minuti per la tua salute il dottor Bortolato per parlare di una importante iniziativa sulle spiagge del Cavallino, la spiaggia per non fumatori. Vediamo il servizio. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma che parla della sanità e della salute della nostra zona. Oggi abbiamo ospite con noi Emiliano. Emiliano è una persona che ci tengo, è un infermiere, uno strumentista della mia sala operatoria, ma gestisce anche una parte di spiaggia per quanto riguarda i pedalò, gli ombrelloni a Union Lido di Cavallino Treporti, ed è venuto alla ribalta, ne hanno parlato anche i giornali, per un'iniziativa veramente bella. Cioè sostanzialmente avete diviso, lei con mi pare guest service, come si chiama, sì, Francesco Enzo, avete diviso la spiaggia che avete metà fumatore e metà non fumatore. Come è nata questa idea? L'idea è nata per accontentare i clienti che vengono da tutte le parti del mondo nel nostro campeggio, per fargli respirare la nostra aria salmastra e pura e non quella del vicino che si mette a fumare le sigarette. Non solo. Abbiamo visto degli ottimi risultati e dei buoni riscontri verso gli ospiti, anche per quanto riguarda i bambini che non trovano più i mozziconi e quindi non giocano, non se li mettono neanche in bocca. Quindi è stata ben accettata dalla gente? Sì, e le dirò di più. Mi sto accorgendo che anche da parte dei fumatori prediligono quei posti, preferiscono mettersi sui posti dove è vietato fumare e magari spostarsi al momento, ma ritornare in quei posti dove non si fuma. Da parte voi siete molto numerosi, mi pare 10.000 o sbaglio persone? Sì, oltre 10.000 persone facciamo il nostro campeggio. Ecco, quindi è un numero, è un test molto positivo, esatto. molto importante. E anche se per la parte di spiaggia e anche dove ci sono gli ombrelloni che io gestisco, dove le persone fumano, se non altro le attrezziamo con quei piccoli posaceneri che noi alla sera svuotiamo in modo tale da lasciare la spiaggia pulita. Ecco, leggevo però sui giornali, perché poi quando sul giornale Nuova Venezia ho visto l'articolo, ci sono stati poi vari commenti, no, anche su Facebook, e c'è stato che in alcune spiagge, parlavano anche di Jesolo, sono spariti diversi portaceneri. Anche da voi è successo questo? No, perché questi sono fissi? No, non sono fissi, sono, si può dire, quasi monouso, diciamo. Ne abbiamo, e quindi alla sera se li troviamo li svuotiamo e li rimettiamo, insomma. Perfetto. Ecco, diciamo che questa è un'iniziativa che noi abbiamo molto applaudito, specialmente per le campagne antifumo che noi facciamo, e quindi l'abbiamo pubblicizzato sui nostri siti. Io spero proprio che il prossimo anno si possa allargare non solo nella vostra zona, ma anche in altre spiagge del Veneto, ecco, non solo quindi Cavallino Treporti, ma anche da altre parti. Ringraziamo il nostro amico Emiliano che veramente ci ha dato una mano e forse lo rivedremo in futuro a portarci dei commenti a fine anno su queste iniziative. Grazie a lei, Brumare.